Perfetto, grazie e buongiorno. Oggi farò un po' più veloce del solito, poi resta l'assessore Lanzarin che vi dà anche un aggiornamento sui dati degli MMG per le vaccinazioni, quindi vi dà informazioni anche su questo. Sarò un po' più veloce perché poco dopo l'una ho la videoconferenza con la conferenza delle regioni in preparazione dell'incontro delle 17. Dovete scusarmi, ma è convocazione di stamattina, se no magari vi avrei anche preavvisato. Allora, tamponi molecolari sono 4.850.000 e 4.147.000 test rapidi. Mancano ancora 2.000 tamponi e si arriva a 9 milioni. Sono 8.998.100. 8.998.100 il totale dei tamponi, dei test che i nostri sanitari hanno praticato in questi mesi, da febbraio ad oggi, da febbraio 2020. Positivi nelle ultime 24 ore 930 su 17.781 tamponi, il 5,23. Il numero dei positivi totale è 402.877, 402.000, quindi dal febbraio 2020. Attualmente abbiamo 25.455 persone positive e in quarantena. E poi il totale dei ricoverati 1.728 meno 31. Quindi continua a calare, bene direi. Siamo martedì, quindi un bollettino reale, perché si è fatta pulizia, diciamo, di eventuali ritardi umanamente comprensibili del fine settimana. E come sono ripartiti questi meno 31? Eccoli qua. 1.481 in area non critica, meno 14. Ma guardate qui quel bel dato. 247, meno 17 in terapia intensiva. Quindi vedete, c'è il dato che se si confermasse si dà anche una direzione che è quella di diffondere un minimo di tranquillità per i cittadini e per le aperture. Totale dei pazienti in terapia intensiva non Covid e Covid sono 527. Sono 280 non Covid e 247 Covid. Decessi sono più 28 nelle ultime 24 ore. I dimessi dall'ospedale guariti sono quasi... Decessi sono più 28 nelle ultime 24 ore. I dimessi dall'ospedale guariti sono quasi 20.000, 19.771. E come sono ripartiti questi meno 31? Eccoli qua. 1.481 in area non critica, meno 14, ma guardate qui quel bel dato, 247, meno 17 in terapia intensiva. Quindi vedete, c'è il dato che se si confermasse si dà anche una direzione che è quella di diffondere un minimo di tranquillità per i cittadini e per le aperture. Totale dei pazienti in terapia intensiva non Covid e Covid sono 527. Sono 280 non Covid e 247 Covid. Decessi sono più 28 nelle ultime 24 ore. I dimessi dall'ospedale guariti sono quasi 20.000, 19.771. Bene, c'è molto dibattito, come sapete, in queste ore rispetto alle aperture, perché c'è in corso una stesura definitiva del decreto. Oggi avremo questa riunione dei presidenti di regione già verso l'una e mezza per fare un punto della situazione, per poi incontrare appunto il governo alle 17. Avete compreso dalle mie dichiarazioni di ieri, ma anche quelle dei colleghi a livello nazionale, che uno dei punti nevralgici è quello dei trasporti, non direi della scuola, è dei trasporti. E dei trasporti perché? Perché non può passare l'idea, siccome qualcuno la vorrebbe far passare, che
non ci siamo organizzati. No, qua non c'è un problema di organizzarsi, è impossibile trovare sul mercato tutti questi mezzi, ma sia su gomma che su rotaia. Vorrei ricordarvi che nonostante il nostro accordo con Trenitalia di oltre 1 miliardo di euro per la fornitura dei treni, anche quei treni arrivano, diciamo, in maniera più diluita rispetto alle forniture che avevamo in mente di avere. Questo per dire cosa? Per dire che vi ricordo un dato importante, che noi abbiamo 2.400 mezzi di base, fanno 27.000 corse al giorno. A questi, proprio in virtù dell'apertura della scuola e la riduzione al 50% della capienza, ne abbiamo aggiunti 500 di privati. Sì, bus, scusami. Quindi dai 2004 siamo passati ai 2009 e abbiamo anche assunto 130 persone per i famosi steward, per un po', come si può dire, dirigere il traffico. Questo è lo scenario: 50% di capienza degli autobus, 50% di didattica a distanza o didattica in presenza. Lo scenario nuovo cosa prevede? 50% di capienza degli autobus, quindi resta fermo il 50%, cioè metà capienza, 100% didattica in presenza. Qual è il fabbisogno nuovo? Più 1.000 autobus. Quindi dai 2009 si dovrebbe andare ai 3.009. Capite che sul mercato non ci sono. Allora sarà la posizione che porto io in discussione oggi, ma che vi ho un po' anticipato in queste ore? Abbiamo poche leve, no? La prima leva è quella di non aprire le scuole, direi da abbandonare. Noi siamo per ripartire. Del resto lo ricordava stamattina il professor Garattini, diceva alla fine bisogna riconoscere che l'ambiente scolastico è un ambiente di comportamenti disciplinati, no? I ragazzi portano la mascherina, hanno un distanziamento, si possono arieggiare le aule perché comunque arriva la bella stagione. Anche quando andavamo noi a scuola, c'è la primavera, era proprio l'apertura delle finestre, no? Se vi ricordate a scuola. Allora, quindi chiudere le scuole per risolvere il problema? Decisamente no. 2, mantenere lo status quo. Vi do tutte le alternative che poi saranno oggetto. Status quo vuol dire 50% in presenza, 50% no, e continuare come si è. Aumentare la percentuale della presenza dal 50, ma non arrivare al 100, fare una via di mezzo, cioè una via di sostenibilità, definiamola. Io non vi so dire quale sia per i colleghi la sostenibilità. Questa è la terza via. Quarta via, aumentare la capienza degli autobus. La scarterei, perché se diciamo che non viaggiamo più al 50% con gli autobus, comunque forse il punto più nevralgico e problematico è l'autobus di tutta questa filiera, no? Quinta via, l'ipotesi di rendere facoltativa la partecipazione alla didattica in presenza, ovvero che in autonomia ogni studente, se maggiorenne, ogni genitore che avrà modo di decidere il proprio figlio, decide se attivare la didattica in presenza oppure no. Attenzione, questa è una via molto difficoltosa, però io ho l'obbligo di spiegare quali possono essere gli elementi di ragionamento, dopodiché si vedrà. Poi c'è il dibattito sul tema delle aperture. Voi sapete che abbiamo un sacco di, ad esempio, ristoratori che dicono: scusate, ma il plateatico chi non ce l'ha? È veramente un problema al punto tale che solo all'aperto. Allora, se è solo all'aperto vuol dire tutti all'aperto, non solo le ristorazioni, anche altre attività che prevedono degli assembramenti dovrebbero essere all'aperto, no? A parte il fatto che i ristoranti in teoria hanno un assembramento normato da linee guida e quindi con distanziamenti. Pensate, Venezia, città storica, pensare che tutti possano avere il giardinetto, il plateatico per fare ristorazione è difficile. E poi c'è tutta una serie di aspetti che affronteremo, però guardate, il punto delle scuole è il nevralgico. E quindi io dico sia l'apertura delle scuole, su questo non si discute, è una come si può dire, ormai è una decisione che si è consolidata, però dobbiamo farlo in sicurezza, nell'interesse dei ragazzi, delle loro famiglie e dei cittadini in generale. Io non aggiungerei altro, poi l'assessore Lanzarin vi dà un resoconto dei vaccini.
e poi delle vaccinazioni. Sapete che stanno aumentando le forniture e quindi noi in teoria dal 29, se mai accadrà, dovremmo avere un target di 40.000 vaccini al giorno, ma staremo a vedere se sarà così. 40.000 vaccinazioni al giorno, secondo ipotesi di fornitura. In settimana, per rispondere alla domanda che mi è stata fatta anche ieri, penso domani o dopodomani, adesso guardate, siamo in mezzo, siamo come il criceto sulla ruota, giriamo in continuazione. Presentiamo anche il famoso cronoprogramma macro prudenziale di anni di nascita, vaccinazioni, periodo di vaccinazione, quindi 50-59 che è la mia fascia di età, quando potrai ipotizzare di essere vaccinato, io lo so già, ve lo diremo quando presenteremo tutta la... no, nel senso che è prudente dirlo per tutti. No? Vabbè, ma insomma, la vaccinazione della nostra fascia di età, Alda, io penso che minimo durerà almeno 4 settimane. Quindi uno o ci va prima o ci va dopo, se ci va. Boh. Grazie Presidente. Vi dico che se siamo bravi, come del resto siamo noi veneti, io spero che in 2 settimane e mezza finiamo anche gli over 70. Perché vedo i direttori che ringrazio, ovviamente assieme a tutto il personale, insomma, noi le siringhe le sappiamo usare, questo l'ho capito. Quindi le vaccinazioni stanno andando molto bene. Anche oggi siamo i primi in Italia, 93,3%, tra l'altro il bollettino non è neanche aggiornato, di magazzino inoculato. Considerate che noi abbiamo parcheggiato Moderna in via Prudenziale, non la sta neanche toccando, adesso abbiamo 58.000, 48. 53.000 parcheggiate perché siamo terrorizzati di non averle per i richiami. Sì, Moderna. Dopo l'assessore vi do tutti i dati, è giusto che li dia lei. Se avete domande poi io vado su. Allora mi sembrava si fosse prenotato Tosato. Poi scusate, vi dico una roba, se poi me la dimentico. Questa mattina in giunta mi ha fatto una delibera e ufficialmente, in virtù anche della firma che ha fatto, che viene da Palazzo Chigi, e il nuovo commissario per Vaia è il dottor Ugo Soragni, uomo del Ministero dei Beni Culturali, è stato, insomma, persona che conosce le procedure e quindi voi sapete che quella volta io ho negoziato 1 miliardo di euro in 3 anni per Vaia, adesso siamo all'ultima annualità e si procederà. Sto un po' dismettendo i commissariamenti dopo averli avviati, ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me, cioè vabbè, siamo ancora qui perché non ce la faccio oggettivamente, sono troppi fronti aperti e sono cose che vanno seguite giorno dopo giorno. Però il lavoro che è stato fatto è un lavoro strepitoso su Vaia, cioè questo è da dire. Quindi ringrazio tutti i soggetti attuatori, tutti che hanno lavorato, l'assessore Buttacin che ha seguito in particolar modo tutte le fasi del dissesto idrogeologico e altro. Insomma, bene, direi bene, abbiamo fatto un grande lavoro. Un giorno presenteremo tutte le opere. Prego. Tosato, poi Guidone, Vanzan e poi vediamo. Sì, Presidente, buongiorno. Ci ha elencato le varie opzioni per i trasporti scolastici, però non ci ha detto con quale posizione lei si presenterà alla conferenza. No, ve l'ho detto anche ieri, cioè noi andiamo a ragionare tutti assieme, noi abbiamo un ottimo rapporto tra Presidenti di Regione, troveremo la soluzione migliore. Sinceramente io ci vedo 2 forse prioritarie, che o ridurre il 100%, diciamo, a una sostenibilità, che arrivi a un livello più sostenibile dal punto di vista trasportistico, ma dovremmo oppure pensare di puntare all'aspetto della facoltatività della presenza, come fa la Puglia ad esempio. La Puglia fa questo, lo fa da mesi, però sentite, sono solo 2 idee, siamo ancora al blocco di marmo, ancora senza scalpellate. E per quanto riguarda invece i ristoratori privi di platea attico? Bisogna risolvere il problema. Sì, certo, ma in che modo? Ne discuteremo, cioè va affrontato il problema, perché allora se fossimo davanti a un lockdown e decidessimo di, per assurdo, cominciare timidamente
aprire qualcosa, uno può dire in via sperimentale dopo la legnata che ci siamo presi. La verità è che non siamo davanti a un lockdown, siamo davanti al 90% delle imprese aperte. Ci sono solo ristoranti, bar, mondo dello spettacolo, spettacoli viaggianti, palestre, piscine, insomma, e quelli che ho dimenticato mi scuso, ma non ho dimenticato uno di stai qui a fare la lista, che sono, diciamo, gli ultimi ad aprire, non i primi. Quindi forse toglierei forse una valutazione, io la farei sempre cosciente del fatto che il virus c'è, ma non è che possiamo solo pensare che sia colpa del ristorante se la gente si infetta, perché poi abbiamo visto in questo periodo che erano chiusi, la gente si è infettata lo stesso. Sì, ha ragione, mi ricordava l'assessore, noi nelle linee guida avevamo optato per un'apertura magari prudenziale con un distanziamento maggiore dentro nei ristoranti di questa prima fase, sì, dei 2 metri, ma si tentava. Avevamo previsto 1 metro estendibile fino ai 2 metri se nei scenari più critici, quindi non so, la zona rossa, la zona arancione, la distanza tra tavoli poteva essere fino ai 2 metri come da previsione in base a circolare variante inglese, e l'apertura delle finestre. Questo ci sembrava l'obbligo di mantenere aperte le finestre, salvo insomma che chiaramente condizioni meteorologiche. Questo ci sembrava un buon compromesso. Sì, ricordiamolo, perdonami, non fatto al bar, tra 4 amici al bar, fatto dagli uffici, delle prevenzioni. Fatto da 5 prevenzioni delle 5 regioni, insomma, che hanno il tavolo, poi condiviso in Commissione Sanità e poi portato in Conferenza delle Regioni. Altro? Le chiedo un'ultima cosa. Grazie. Ieri il CIO, a proposito delle Olimpiadi Milano-Cortina, ha fatto presente, ci è parso di capire, che non ha intenzione di finanziare la pista bob di Cortina e neppure di gestirla. Allora come si procederà? Non è una sorpresa, perché noi l'abbiamo finanziata. Il tema è un altro. Vorrei ricordare a tutti, lo dico soprattutto ai premi Nobel dello sport, che vedo che adesso siete tutti esperti di sport. Noi abbiamo un contingente di persone che passa dalla sanità allo sport, tutto Eulisse. Cortina porta a casa le Olimpiadi in virtù di un dossier dove il punto di riferimento è il bob. Cioè che qualcuno faccia passare l'idea che il bob è una sorpresa. E neanche non mi va che qualcuno possa pensare che ci inventiamo le opere per andare a rubare, perché con me non attacca sta musica. Il bob e la pista Eugenio Monti è una pista conosciuta a livello internazionale. Posso dire, io non sapevo neanche come fosse fatta sta pista quando ho avuto l'idea di Cortina. Mi hanno spiegato in tutti i dossier, ci hanno detto, guardate che la pista di bob è una pista vista a livello internazionale. Addirittura mi hanno spiegato, c'è persino il Bob Bar, cioè è famoso tra il mondo dei bobbisti il fatto che poi c'è anche un punto di ristoro, eccetera. Allora ci hanno detto, attenzione, non replichiamo una cosa che poi resta morta, facciamo in modo che funzioni per gli sportivi, diventi elemento di attrazione internazionale per competizioni internazionali. Penso che se si farà il bob ci sarà sopra già subito una gara internazionale da giudicarsi post Olimpiadi, quindi un campionato, qualcosa, ci candideremo. E dall'altro c'è anche da dire una roba, che quando non ci sono gare ci sia la fruibilità nei periodi invernali per i cittadini che possono utilizzare la pista con il tutor, no? Con una persona esperta che gli fa provare il brivido del bob, no? Come c'è il lancio dai ponti e altre robe, ci sarà anche quello del bob. 2, d'estate, che sia utilizzabile anche d'estate come un parco con l'attività sportiva sempre legata a questa pista. Mi fermo qua. Io ho sempre detto, fate una valutazione di sostenibilità, niente cattedrali nel deserto. Io posso solo vedere le carte come tutti i ragazzi, io non vi so dire, cioè se mi dicono che c'è una sostenibilità e me lo dicono i tecnici si va avanti, se no no. Quindi CIO non ha fatto nessuna sorpresa a noi, perché CIO noi la conosciamo la posizione. CIO piuttosto proponeva una possibilità di valutare di non farlo e uno dice allora il bob dove si fa? A Innsbruck. Uno dice, ma te lo fanno gratis? No, ci vorranno 30 milioni di euro per adeguare l'impianto, cioè non capivo. Da noi non si può fare, a Innsbruck andiamo ad adeguare l'impianto, non mi pare proprio su mamma, no? Io sono fermo lì, se dopo qualcuno ha elementi nuovi ce lo dica,
perché noi non ci siamo innamorati di nulla, guardiamo con obiettività un percorso delle Olimpiadi che è un percorso complicato, ma che porta il Veneto sotto i riflettori mondiali, non nel 2026. Strada facendo, vedete che siamo oggetto di comunicati internazionali. Quindi farete una valutazione No, finanziaria? l'abbiamo già fatta, adesso per carità continuiamo a fare analisi, ma CIO, noi abbiamo un ottimo, questo voglio dirlo, abbiamo un ottimo rapporto con CIO, sia col presidente Bach che con il direttore Duby. Ho fatto anch'io incontri con Bach per parlare di Olimpiadi, abbiamo parlato anche di questo. Adesso, poi noi siamo una squadra, c'è CIO, noi e la Lombardia. Quando dico noi intendo noi, Veneto e Comune di Cortina, e Lombardia e Comune di Milano. E abbiamo sempre scelto assieme. E ovviamente c'è il CONI, ringrazio il Presidente Malagò perché comunque ci ha sempre assistito in questa avventura. E Ivo Ferriani che è il Presidente della Federazione Bob. 3 domande anche oggi, basta dopo. Sì, magari se c'erano 3 risposte era meglio, ma pazienza. Vuol dire che non hai fatto le domande giuste. Paolo Guidone. Sì, buongiorno Presidente. Volevo chiederle questo. Di pass vaccinale se ne dovrebbe discutere oggi in sede di Comitato Tecnico Scientifico. Volevo sapere, secondo lei, secondo la Regione Veneto, come dovrebbe funzionare? Cioè, chi rilascia le certificazioni, chi effettua le verifiche, i tempi, potrebbe essere attivo già dal 26 aprile? Allora, spieghiamo una cosa. Siccome io sono sempre oggetto di grandi discussioni, perché ogni roba che dico viene fuori. Io, quando mi sono permesso di dire, guardate che sarà inevitabile che ci chiederanno un passaporto, dovremmo avere un passaporto vaccinale, apriti il cielo, no? Confermo che la vaccinazione è volontaria e confermo anche che è discriminatorio un provvedimento che ti impone il documento, però è altrettanto vero che senza questo documento non vai in tutte le parti del mondo dove vorresti andare, giusto? Quindi allora noi per ora siamo attrezzati come Veneto che se qualcuno lo volesse ha la certificazione della vaccinazione con i lotti del vaccino in inglese e in italiano. Questo è sufficiente oggi per certificare l'avvenuta vaccinazione. Immagino che la comunità europea, se non quella internazionale, se è un OMS farà da regia, non ve lo so dire, penserà a un documento unico, non lo so, un passport vaccinale. Questo accadrà, ci sarà scritta la vaccinazione, come del resto ce l'abbiamo per altre vaccinazioni, perché vorrei ricordare anche chi grida allo scandalo, che per altre vaccinazioni in alcuni paesi ci vai se hai la certificazione, se no non ci entri. Cioè io trovo anche strano che qualcuno anche si meravigli se sente parlare di queste robe. In alcuni paesi se non hai la certificazione per altre vaccinazioni non ci vai. Cioè, guardate che c'è a Cuba, quando io mi ricordo 20 anni fa, quando prima di atterrare passa lo steward con 2 bombolette spray e cammina lungo tutta la fusoliera dell'aereo, al corridoio, passa tutto il corridoio nebulizzando sta roba. Io ho chiesto, ma cosa serve? Disinfetta. Cioè, non è che ne ha dato il bugiardino, abbiamo scelto se potevamo respirare oppure no. Così, cioè, il mondo è anche questo. Per cui immagino che in molti paesi comunque ce lo chiederanno. Dopodiché uno può scegliere di non vaccinarsi, di non voler nulla e sta a casa. Cioè, non so cosa farci, ma non dipende da noi. Non dipende da noi. Perché avete visto che ci sono compagnie d'aereo che chiedono già l'avvenuta certificazione. Ci sono già i voli Covid-free, i treni Covid-free e ci sarà tutto così. Sì, un'ultima domanda. Una signora ultra ottantenne che si è vaccinata col Moderna alla Marittima Venezia. Si è vaccinata, mi pare, il 3 aprile e dovrebbe fare la seconda dose il 1° maggio. Ne abbiamo a sufficienza, anche sì, per lei. Voleva anche sapere, dice che non riesce a sapere, informandosi, anche ascoltando i vari talk show, eccetera, dopo quanti giorni può considerarsi protetta dalla vaccinazione. Ha già una risposta anticorpale in corso, probabilmente anche importante. Diciamo che la seconda dose va a completamento, quindi per raggiungere diciamo quel famoso 96-98% che fra l'altro Moderna dichiara come Pfizer. Ma non è escluso che lei possa anche già averlo in parte raggiunto o quasi raggiunto. Cioè,
Se voi vedete la curva della risposta anticorpale, la vedete che parte piatta, dopo 12 giorni comincia ad andare su, poi gli arriva la seconda botta dei 21 giorni con la seconda dose e poi va. Sì. Dovrebbe essere dopo 7 giorni, dopo la seconda dose, c'è la copertura totale. Totale. Ok. Però non è escluso che lei già ce l'abbia. Cioè, Anche prima. se uno ha un fisico che produce, Ho capito. Grazie. prego. Alda Vanzan. Visto che ha poco tempo, le domande sui vaccini le passo all'assessore? Grazie. Bene, allora TPL scuola. A settembre, quando la scuola venne riaperta, la capienza dei treni e degli autobus era al 100% e nonostante ci fu il protocollo e tutte le regole, è proprio escluso di ritornare come a settembre, perché da settembre a dicembre i ragazzi erano in autobus ed erano in treno a capienza normale. Lo so, ho l'impressione che oggi sia più difficoltoso, anche per come si può dire, per una aumentata sensibilità rispetto a questo. Giustamente siamo venuti fuori, come si può dire, dal rullo compressore, no? Noi sono stati mesi difficili, cioè dicembre e poi la terza ondata. Non è escluso insomma, che se ne esca anche con velocità, nonostante i dati siano buoni, però lo escluderei. Ok. E c'è la possibilità invece tra le varie ipotesi, lei ne ha avanzate 5, che ce ne sia una sesta, tipo mandiamo a scuola i più piccoli, parliamo delle superiori ovviamente perché gli altri sono già tutti in classe, e quelli della quinta che hanno gli esami? Questo lo escluderei proprio. Quindi tutti in classe, ragazzi. Cioè non può esserci una differenziazione No, per perché classe. c'è una norma Ok. nazionale che proprio impone il fatto di riaprire tutte le scuole. Pensare che rivedano questa norma la vedo difficile. Potrebbero semplicemente o ritoccare la percentuale o rendere facoltativa la partecipazione. Non è una proposta che avanzerete voi comunque questa? No, a me non No, risulta vabbè. che ci siano colleghi che, se dopo qualcuno la propone, verrà valutata. La situazione è nettamente migliorata, ha mostrato i dati del calo delle terapie intensive, però abbiamo un'incidenza del 5,23%, è legata al fatto che ci sono stati fatti meno tamponi? Sì, sì. E poi c'è un altro, vedi, adesso ragioniamo in una maniera giusta, no? In questa fase storica. Guardiamo l'incidenza. Invece in altri mesi fa ci massacravano per il numero di tamponi, no? Per il numero di positivi. Sì, però considerate che quando vedete in Veneto pochi tamponi, pochi, sono 17.000 anche oggi, sostanzialmente sono tutti tamponi mirati. Cioè non è lo screening perché se poi voi andate ai Covid Point, non vediamo tutti queste macchine schierate. E quindi vuol dire che il contact tracing si sta fermando attorno a, diciamo, dei cerchi ristretti. E l'ultima cosa, Presidente, visto che la situazione sta migliorando, incrociando le dita ovviamente, avete in mente di riaprire l'attività programmata, le visite Sì. specialistiche, la radiologia, Tutto. l'oculistica, Sì, perché siamo in le fase TAC, 3. le risonanze, perché c'è gente con priorità che era tipo 30 giorni, mi pare sia 30 o 60, la D, che però è ampiamente stato superato quel Sì, limite. dopo l'assessore vi dà informazione, così vi informa anche di questo. Assolutamente sì, perché siamo di fatto il Veneto in fase 3, cioè è nella fase meno problematica e se viene confermata si sblocca tutto. Ma questione di dopo il primo... In settimana. Ok, grazie. Prego. Speriamo di dare l'ok in settimana a questo sblocco. Tanto è vero che in una delle prossime riunioni dovremmo anche decidere, ne abbiamo già parlato. Tocca a Milva Andriolli. Salve Presidente, Buongiorno. apro una parentesi velocissima visti i tempi. La questione ACC di Sì. Mel, c'è l'incontro in contemporanea adesso con la sottosegretaria Todd che gestisce i tavoli di crisi. Il 23 è convocato il tavolo con il ministro Giorgetti. L'attenzione è su un piano industriale, su questa proposta di modello Corneliani per rilanciare un'azienda che rischia di scomparire. Sono 300 posti di lavoro nel Bellunese, 470 Embraco. alla Embraco, per quel che rappresenta anche come sul territorio nella provincia bellunese. È un'attenzione, il fascicolo è sul tavolo del governo e anche sul tavolo del Presidente Zaia. Con che attenzione e con quali prospettive? Attenzione massima perché l'abbiamo sempre seguita e vorrei anche ricordare che se oggi parliamo di ACC è perché la Regione c'è stata anche in passato. Questo va ricordato.
E oggi il vero tema è trovare il partner industriale, ed è esattamente il ragionamento che è uscito dall'incontro con il ministro Giorgetti qualche giorno fa assieme al presidente Cirio e ai 2 nostri assessori. Non nego che entrambi stiamo avendo interlocuzioni anche sul fronte degli industriali per capire, c'è una lista di imprese selezionate per capire se c'è qualcuno che voglia prendere in mano la situazione e vedere di poter ipotizzare un piano industriale o ad affrontare un piano industriale. Non ci sono Quindi delle non proposte. mogliamo con facilità sta presa. Considera che il ministro Giorgetti ha detto una cosa importante alla riunione, che poi ha confermato anche pubblicamente, che il monte risorse, disponibilità da parte del governo è assolutamente importante, migliore di quello che avveniva in passato rispetto a contenziosi come questi. Si tratta di mettere assieme in un piano industriale che si chiama Italcom, ACC e Embraco, e ovviamente in un comparto che è un comparto dove il valore aggiunto non è elevatissimo, è quello dei compressori. Però, insomma, Comunque non è tramontata l'ipotesi della Newco Italcomp. non è tramontata, ovviamente poi dipenderà anche dai partner industriali se si troveranno, che vogliono valutare e anche capire quale sarà la loro posizione, perché Però è il rovesciamento della filosofia iniziale dell'Italcom, che aveva un socio di maggioranza statale, invece adesso sì, sono invertite le il parti. ministro pone la questione, dice anche con diciamo ci resta dentro il pubblico col 49,9%, l'importante sia un partner industriale, perché sennò finisce che non riusciamo neanche a garantire stabilità a queste famiglie, a queste imprese. Una soluzione spero proprio la si trovi, insomma. Grazie. Prego. Io non ho altri colleghi iscritti Grazie. per il Presidente. Scusatemi ragazzi, ma no. Quindi Buon parola, lavoro. Vi lascio all'assessore. Assessore Grazie. Lanzarin, prego. Buongiorno. Allora, buongiorno. Facciamo un po' il punto sulla vaccinazione, visto che non abbiamo dato nessun numero, e poi se ci sono qualche domanda. Allora, ieri abbiamo somministrato 23.347.000 dosi e siamo al 91,4% degli over 80. Già ieri si diceva che per quanto ci riguarda è chiusa, insomma, a parte i domicilio che li stanno facendo questa settimana, e quindi chiaramente sono le persone a domicilio, quella che è il target degli over 80. Rispetto alle persone che ieri è stato detto non sono rintracciabili e quant'altro, anche stamattina nella riunione con i direttori generali abbiamo detto tenete comunque aperto, eventualmente annunciato, che se uno si presenta, tanto quanti saranno perché sono rimasti fuori, insomma possono presentarsi tipo nel fine settimana. Adesso ogni USL insomma decideranno se è in modo che uno in maniera autonoma insomma è ad accesso libero, se queste persone insomma che sono rimaste fuori, che riteniamo insomma che siano effettivamente poche, possono, se vogliono, insomma, ancora insomma, presentarsi nei centri vaccinali, anche se non hanno prenotato, sono over 80, insomma, e vaccinarsi. Continua invece tutto il discorso a domicilio. Noi continuiamo con i 2 target, quindi chiusi gli over 80, 70, 79 anni, quindi gli over 70, che sono fatti sia dai medici di medicina generale, dopo vi dico i dati che abbiamo aggiornati ad oggi sui medici di medicina generale, sia all'interno dei centri vaccinali. E quindi continuiamo e come diceva il Presidente, prevediamo di riuscire a chiudere anche questo target nell'arco di 2 settimane, insomma, circa, proprio perché la vaccinazione viene fatta in contemporanea sia da noi che dai medici di medicina generale. Vi do il dato dei medici di medicina generale, visto che è un dato. Ci risultano, però poi insomma possono esserci anche degli errori o qualche dato che non è stato caricato, però insomma ci risultano ad oggi effettuati dai medici di medicina generale, sia all'interno dei loro ambulatori, ossia quelli che li hanno fatti nelle medicine di gruppo integrato, sia quelli che li hanno fatti all'interno dei nostri centri vaccinali, sono stati messi a disposizione degli spazi per farli all'interno dei centri vaccinali, ci risultano essere stati fatti 39.000 somministrazioni. E ad oggi ci risultano che i medici di medicina generale che stanno vaccinando in un modo o nell'altro, i 2 modi che dicevo prima, sono 1161. 3.000. Dovrebbero essere 3.008 per l'esattezza, gli MMG oggi in Veneto, quindi su 3.008
1161 stanno vaccinando. Gli altri allora mi dicono che c'è una forte adesione, quindi hanno già aderito, si stanno organizzando. Può esserci qualche unità può esserci qualche domani, la dottoressa Ghiotto ha un incontro proprio in video con tutti i distretti per le cure primarie, per capire se ci sono degli inghippi, qualcosa, proprio per cercare anche di aumentare questo numero. Però insomma voi sapete sono comunque dei partner, dei collaboratori molto importanti. Il presidente citava il dato delle 40.000 dosi giornaliere il 29 su una, diciamo così, insomma, uno specchietto che il commissario Figliuolo ha mandato alle regioni rispetto agli arrivi e tarando quindi per ogni singola regione quella che deve essere le somministrazioni giornaliere dal 19 di aprile fino al 29. Cioè noi partiamo dal 19-22 con 25.000 circa somministrazioni al giorno, per arrivare, secondo sempre le indicazioni insomma, che ci dice il commissario, il 29 di aprile alle 40.000, secondo il commissario, vaccinazioni al giorno in Veneto, che porterebbero i famosi 500.000 a livello nazionale. 25.000 sono quelli che ci dicono oggi con i vaccini voi dovreste fare insomma 25.000 somministrazioni al giorno. Il 29, cioè c'è questo lasso di tempo, ci portano a, con gli arrivi, voi sapete che arriveranno di più dosi di Pfizer nelle settimane, non in questa settimana, ma dalla prossima settimana mi sembra, ci dicono dovete arrivare fino alle 40.000 somministrazioni al giorno. Voi sapete che noi ci eravamo già arrivati molto vicino, perché mi sembra che in una delle punte avevamo fatto 37.000, quindi insomma di fatto ci siamo, non è un problema di capacità la nostra, perché l'avevamo già, ma poi di divisione rispetto ai giorni della settimana e tutto il resto. Ci dicono di arrivare alle 40.000, ma quindi un dato per noi insomma che è già stato di fatto anche superato. Quindi dicevo, noi continuiamo oggi con la vaccinazione over 70 e persone fragili. Queste sono i due target, le due categorie che le aziende stanno vaccinando. Nessun altro target, nessun'altra categoria. Quindi over 70, super fragili, che comprendono tutte le persone con patologie varie più i disabili, cioè in quel raggruppamento totale. Io mi fermerei e lascerei se ci sono domande specifiche. Ecco, se ci sono domande per l'assessore Lanzarin. Filippo Tosatto. No, Alda Vanzan. Ok. Alda Vanzan. Vabbè, buongiorno assessore. Vaccini. Ieri il Presidente parlava di 21 giorni, cioè il Veneto ha deciso di fare il passaggio tra il tempo tra la prima e la seconda dose per Pfizer e Moderna di 21 giorni. No, È corretto. così o no? 21 giorni è per Pfizer, già oggi ok. è 30 giorni per Moderna. Scusi, 21? 21 per Pfizer, 30 giorni per Moderna. C'è già una differenza tra i due vaccini fin dall'inizio. Voi sapete che c'è la nuova circolare che insomma di una settimana e mezza fa, che porta fino a un massimo per entrambi, quindi non c'è più una suddivisione, a 42 giorni. Circolare Però, nazionale questa? A livello nazionale. Quindi dice, se siete in difficoltà, la circolare dice questo, ve lo riassumo, se le regioni sono in difficoltà perché non riescono ad avere la seconda dose per i 21 e i 30 giorni, possono arrivare fino ai 42 giorni. Però non come prassi. Noi abbiamo deciso, diceva il Presidente giustamente ieri, di non adottarla come prassi, ma da continuare a rispettare i 21 e i 30 giorni, salvo casi eccezionali. Perfetto. Over 70. Un over 70, vabbè, che è fragile, segue la sua strada. Un over 70 che non ha particolari patologie, cosa deve fare? Cioè va dal proprio medico oppure si attacca al computer e si prenota? Entrambe le corsie, nel senso le USL hanno aperto le prenotazioni, ne ho viste anch'io qualcuna di aperte, quindi con le slot per over 70. Se uno invece ha sentito che il proprio medico sta vaccinando, può anche recarsi il proprio medico, insomma credo che dipende se il proprio medico è uno di quelli che è già partito con la vaccinazione. Va bene. Per gli over 70 senza particolari problemi di patologie, AstraZeneca.
Allora, dagli over 60 in su, noi facciamo AstraZeneca, 65. no, 60 mi sembra, 60 sì. Adesso. Over 60 in su, come da quindi di, pronunciamento AIFA, EMA e AIFA. Noi, ma è AIFA nostra, facciamo AstraZeneca, salvo le persone che rientrano con determinate patologie, che sono quelle che sono state declinate a livello nazionale, a cui dobbiamo fare un vaccino a RNA messaggero, sia Pfizer o Moderna. La dottoressa Francesca Russo, responsabile direttrice della prevenzione, ha emanato la settimana scorsa una circolare dicendo queste sono le categorie e poi tutte le indicazioni per gli accompagnatori. Se ne parlava Sì. anche ieri con lei e con il presidente Zaia. L'ULSS 3 oggi o ieri insomma, li sta respingendo, ritiene di non aver avuto indicazioni in merito. Esiste questa circolare? Ma sta respingendo, vorrei capire chi respinge. Respinge il caregiver o il convivente? Caregiver. No, noi abbiamo dato istruzioni per per quelle categorie, ossia i disabili col 104, che sono questi, che possono quindi, è previsto nel piano nazionale e regionale, vaccinare anche il caregiver o convivente, di farlo una persona. L'abbiamo specificato, quindi lo devono fare. Possibile, visto che le ULSS, scusate se ne approfitto, ma visto che aveva l'assessore disponibile con il presidente che se n'è andato, visto che le ULSS si stanno comportando in maniera diversa, nel senso che c'è già chi ha aperto le prenotazioni per gli over 70, chi invece dice non abbiamo posti disponibili. Perché questa diversità e se dipende dal fatto che alcune ULSS hanno più vaccini e altre no? Domanda, forse se li possono prestare tipo la 1 dà alla 2 un vaccino in più per finire gli over 80? Come Allora, funziona? i vaccini vengono distribuiti chiaramente dai nostri ingegneri gestionali sulla popolazione target da vaccinare, quindi sulla dimensione dell'USL. È chiaro, quindi sicuramente l'USL più grande ha più vaccini rispetto all'USL più piccola, ma questo qui mi sembra ovvio. Può essere che delle USL aprono, altre non aprono 2 giorni perché hanno i richiami da fare, quindi in base al magazzino che hanno e alle disponibilità organizzano chiaramente, predispongono le aperture delle agende. È capitato e continua a capitare che se alcune USL sono in difficoltà e devono finire o non hanno per i richiami il vaccino disponibile, facciamo anche un lavoro di prestito organizzato e quindi centralizzato sempre a livello regionale tra una USL e l'altra, se c'è questa necessità. È già capitato e se ricapita, insomma, lo rifaremo. Filippo Tosato. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Intanto le segnalo, perché arrivano segnalazioni, che ci sono persistenti difficoltà nel forzare la prenotazione da parte delle persone disabili che hanno titolo, ma il cui codice fiscale non viene riconosciuto. Cioè con la modalità che noi abbiamo introdotto, che Azienda Zero ha introdotto, di forzatura Sì, previa poi, insomma, esibire insomma l'autocertificazione, certo, la certificazione, lo facciamo certo. presente allora. Anche Che ieri dicevano che stamattina, funzionavano, può essere che va bene. stamattina 5-6 persone segnalano che hanno Su provato. che sappiamo anche l'USL. Dunque, l'ULSS di Padova e di Venezia, Ok, va bene, che ricordi a memoria, ok, senz'altro queste due. va bene. Ecco, la domanda poi investiva questa riattivazione delle attività ospedaliere, essendo scesi nel grado di allerta al livello 3, ci dice un po' quali prestazioni ospedaliere saranno riattivate e in che tempi. Allora, prima il Presidente ha anticipato, noi faremo questa settimana, insomma metà settimana, quindi domani, dopodomani, il punto della situazione. Sapete che come da piano previsto quando scattavano le varie fasi, quindi fase 4, fase 3 avanzata, fase 4, e come avevamo già fatto in entrambe la prima e la seconda ondata, abbiamo sospeso le attività ospedaliere e ambulatoriali non urgenti ed emergenti, quindi le attività anche chirurgiche programmate di elezione e le attività invece legate ambulatoriale alla specialistica, che è prevista quella a 30 e a 60 giorni, perché abbiamo invece mantenuto, come in tutte le fasi, quelle a 24 ore e a 10 giorni.
Quindi tra un paio di giorni andremo a verificare se effettivamente, insomma, e questo insomma mi sembra che sia così, l'andamento è un andamento in diminuzione, e quindi riattiveremo sia l'attività chirurgica ospedaliera, sia l'attività specialistica ambulatoriale, che dovrà chiaramente recuperare anche questo mese di fermo. Mi sembra che più o meno, insomma, siamo fermi da un mese. Però lo decidiamo, insomma, a metà settimana, alla volta di giovedì, venerdì, per settimana prossima, presumo, insomma. Ecco, un'ultima cosa, lei insiste molto e spesso sull'apporto da parte dei medici di base. A me sembra che vi sia una minoranza di medici di base che meritoriamente partecipa a questa campagna, e una maggioranza che invece si guarda bene dal prendervi parte. O sbaglio? Allora, sicuramente i numeri rispetto ai 3.000 sono numeri ancora bassi, però io sono convinta, insomma, con loro l'interlocuzione è più o meno settimanale, quindi sono convinta che è solo una questione di organizzazione, probabilmente anche di vaccino, perché voi sapete che oggi i medici di base fanno principalmente AstraZeneca, a parte il domicilio Pfizer. È chiaro che se arriva Johnson & Johnson, anche come numeri avremo numeri diversi. E quindi io sono convinta, insomma, loro fa parte del loro ruolo, l'hanno sempre fatto con le campagne anti-influenzali, quindi loro lo sanno, insomma, che sono fondamentali, ma questo lo dice il piano nazionale come i piani regionali, quindi su questo qui non ho dubbi, insomma, dell'apporto, della collaborazione e del buon esito poi delle vaccinazioni. Settimana prossima probabilmente chiuderemo con le farmacie, e poi, vaccini permettendo, apriremo anche quindi a loro, e quindi sicuramente andremo ad aumentare quella che può essere la nostra capacità, oltre quindi i 40.000 che oggi, insomma, sarebbe il nostro target massimo, che ci dice il commissario Figliuolo. Grazie. Se non ci sono altri colleghi per l'assessore Lanzarin, chiudiamo qui il punto stampa di oggi. Grazie. Il Presidente prima ha parlato del 93,3% delle dosi inoculate. No, Aspetta, il Presidente parlava che noi risultiamo primi in classifica nazionale sulle dosi somministrate inoculate rispetto a quelle consegnate. Ricevute, ricevute. sì, ricevute. Quindi abbiamo consumato il 93,3% di quanto ricevuto oggi in Regione Veneto. Il magazzino. Sì. Noi oggi, vi dico il dato di oggi, quindi insomma vedete, in magazzino noi oggi abbiamo un totale di 113.000 dosi che comprendono 28.000 di Pfizer, 53.000 di Moderna e 32.000 di AstraZeneca. Vi ho arrotondato i numeri. Sì, 32 Astra. Tenete conto che ieri sono arrivate le 33.000 di Moderna, domani, perché sapete che Pfizer arriva il mercoledì, quindi domani arriveranno le 126.000 dosi di Pfizer, e tra giovedì e venerdì dovrebbero, condizionale, arrivare altre 33.000 dosi di AstraZeneca. Questo è quello che ci arriva in questa settimana. E poi oggi si esprime EMA su Johnson. Ho visto anch'io un'ANSA, quindi sì, oggi si esprime EMA su Johnson, e quindi potrebbero anche darci le dosi che sono già a magazzino nazionale, ma che non sono state distribuite le prime, insomma, che erano arrivate. Per noi erano quelle della settimana scorsa, che mi sembra erano 14.000. Poi non so se ce ne sono in più anche questa settimana, quindi vedremo. Quindi, se ho capito bene, è a partire dal 29 aprile che dovremo vedere un po' di più la luce più ampia in fondo al tunnel, con i numeri nel magazzino. Con i numeri di arrivo di vaccini, perché Quindi noi abbiamo una previsione di arrivi tipo di Pfizer che ci portano, rispetto alle 126.000 che avremo domani, alle 170.000 settimanali. Quindi aumentando, dovrebbe arrivare poi anche Johnson & Johnson e gli altri. Che fare la campagna tambur battente, sì, che è quella del 500.000 di dosi al giorno. Nazionale, giornaliera. Quindi maggio si respira.
maggio, la bella stagione, penso e speriamo proprio di sì.